Cari amici di Mestre di Venezia che ci seguite sui social, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è sabato 2 maggio 2026 e sì, solo ieri sera festeggiavamo, no, per la promozione in Serie A del nostro amato Venezia Mestre Football Club, ma oggi ci risvegliamo e ci ricordiamo che purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, siamo in campagna elettorale. Quindi stiamo andando verso le elezioni comunali che ci attendono il 24-25 maggio 2026, quindi di questo mese, per il rinnovo del Consiglio Comunale di Venezia. Allora, io velocemente volevo leggervi il comunicato stampa che è stato pubblicato sulla Nuova Venezia del nostro candidato sindaco Pierangelo Del Zotto sul tema del calo demografico che ha interessato negli ultimi anni, ma in realtà negli ultimi decenni, il nostro comune. Allora, i cittadini abbandonano Mestre e le altre frazioni della terraferma innanzitutto per i noti problemi di sicurezza e si stanno gradatamente spostando verso i comuni della immediata periferia urbana, cioè della cintura urbana. Un altro motivo per spiegare questo abbandono è quello costituito dalle difficoltà del traffico causate da una viabilità figlia di interventi urbanistici purtroppo disordinati. La combinazione di questi due fenomeni ha portato alla situazione attuale che ben conosciamo. Quindi che cosa succede? Che la gente preferisce fare 10 km in più all'andata e al ritorno per andare al lavoro o a scuola per vivere in una zona tranquilla, come avviene quindi nei comuni confinanti con quello di Venezia. Adesso andremo a vedere le soluzioni. Allora, punto numero 1, bisogna mettere mano alle aree ghettizzate di Mestre, in particolare via Piave, con azioni concrete di riordino e di sicurezza, presidiando il territorio in attesa che questo venga riconquistato dai cittadini in fuga. Punto numero 2. Bisogna rivedere la viabilità in maniera di decongestionare i flussi, tenendo conto delle aree gravitazionali create dal commercio e dai servizi del settore terziario. Per il momento mi fermo qui, per chi non mi conosce mi presento per l'ennesima volta, io sono Francesco Vianello, ho 48 anni, sono nato a Venezia, abito a Mestre, di professione faccio l'insegnante di scuola superiore e sono candidato consigliere comunale con la lista di Prima il Veneto a sostegno del nostro candidato Pierangelo Del Zotto. Grazie e continuate a seguirci. Ciao!